Ehi papà, non ti avevo mai visto così in forma, papà. No, papà. Papà, non è corretto che tu faccia questi gesti di papà davanti alla sponda, papà, limitati, papà. Forse non stai così seria. Quelli che fa papà sono soltanto scherzi da ubriaco, non ci faccia caso, Tale padre dalle figlie. Mi offende! No, papà, non volevo dire niente, no, papà, dai, fermati, no, non mi fraintendere, papà, non volevo dire niente, no. Mamma, fermalo, mamma, dai che può sbattere la testa quando beve troppo, dai. Papà, la tua testa mi ha promesso di fare un piccolo discorso, no? E dai, papà, fa. Amici, non posso vantarmi di essere la testa di un papà modello, no. Senza di dubbio gli ho dato buoni consigli. Sin da bambino ho voluto che avesse quello che a me fu negato. Non mi importa di quello che pensate voi, però io sono contro questo cazzo di matrimonio. Figlio, mi hai deluso. Ma che sei uscito dal manicomio soltanto per questo? Stai zitto. Tu non hai guardato un manicomio. Stai zitto. Padre Antonio, la supplico che sia lei a guidare il mio amato Giorgino in questa circostanza. Padre, la prevede. Parlate, anche se sono vecchio posso vivere ancora, però soltanto questo per te, Alessandro, per te. Tu non hai né una moglie, né un figlio e neanche una madre. Sì, quello che non ha la madre, e olè, se ne va alla merda, e olè. La mia mamma, la mia mammina santa. Ora non mi chiedi tu che vuoi gridare per la mia mamma. Quello che non ha la madre, olè, se ne va alla merda. Olè, se ne va alla merda. Olè. Va bene? Io conosco molto bene la vita di ognuno di voi, me l'avete confessato voi stessi. Tutti questi anni nei confessionali me l'hanno fatto capire molto bene il manicomio in cui viviamo tutti quanti. Mettiamo tutti. Abbiamo inventato degli individui malati che si caricano delle menzioni di tutti quanti per continuare con la farsa. Però adesso basta, sono stufo. Oggi stesso dovrò pubblicare tutto quello che so di ognuno di voi sul quotidiano. State risate quando appare in prima pagina la signora Urruta fa le corna a suo marito in tutte le forme che la vita e la mente umana può inventare. Il signor Urruta, oltre ad essere un cornuto, testa di cornuto, si masturba con le riviste di suo figlio e quello che è peggio, ha un amante che potrebbe essere sua figlia e che a sua volta gli mette le corna. Come titolone, immaginatevi, doppio cornuto si masturba. E io non sono da meno, no! Lo confesso, sì,
Sì, mi masturbai per molti anni, cioè essendo sacerdote, sì! Sì! Sì, 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 col doppio piacere che dà sentirsi colpevoli, sì. Però adesso è finita, da quando ho accettato i favori della signora Ruto qui presente. E di Angelica, la sposa del mio carissimo amico d'infanzia. Non mi guardate con quelle facce lì, non mi farete passare per pazzo, perché io non lo sono, non signore, non signore. La mia testa dice la verità, la verità, la verità, la verità, la verità. Me l'avete confessato voi stessi, io non sparo per falsità e non pensate di poter uscire da piccole vostre, Lo pubblicherò, lo dirò al papà di Angelica. Il papà di Angelica è impotente. Quindi Angelica è frutto del peccato. Oh, ma siamo tutti quanti dei santi. Assistiamo a messe, diamo del tuo a Gesù Cristo. Signore, fatti quella ragazzina abortisca perché io non abbia problemi. Signore, non essere malvagio, fa che mi sia concesso quel puletto. Oh! Maniche di burattini! Non siete tentato a vedere pure teste di burattini! E già si lamentano! Oggi stesso pubblicherò tutto quello che si suggerisce. Vedete le sappiate che non mi importa niente che mi spuntino. E sì, sono d'accordo! Marito che non serve si merita le corna! Come lei! Sa quante volte mi sono divertito alle sue spalle?